bene da persona competente, che è il professor Luigi Marco Bassani, che oltretutto è cittadino statunitense perché è nato negli Stati Uniti, se non rammento male, e ha detto questo, che in America sapevano già da mesi che avrebbe vinto Trump. Però Solo la e in stampa Italia, italiana, in Italia solo la dicevano, stampa italiana si è messa a dire che la Harris era vicina addirittura maggiore del 50%, solo in ma Italia. perché secondo te? Perché? Ma perché abbiamo un giornalismo che vive purtroppo di menzogne e spera poi che la gente, come per altri fatti già ricordati del siero magico, che la gente sia un popolino da prendere in giro sempre. E dopo poi trovano le scusanti per dire sì, ma attenzione perché adesso metterai i dazi. Come ricorda Marco Bassani, il professor Marco Bassani, se anche Trump mettesse tutti i dazi che ha messo di mettere, non sarebbero equivalenti a un decimo dei dazi che l'Europa mette nei confronti della Cina. E allora è inutile spacciarsi per liberisti quando liberisti non si è assolutamente. E i dazi, a mio avviso, poi io sono un liberista convinto, fanno sempre male all'economia, perché i dazi proteggono purtroppo delle economie che in qualche modo sono deboli. Se Trump metterà i dazi, poi bisognerà vedere poi tra l'altro come si confronterà con la Cina, ma noi dobbiamo preoccuparci invece di essere in grado di produrre quella eccellenza che ci ha sempre contraddistinto. E il problema dell'Italia non sono i dazi di Trump, sono le imposte ingiustificate, la pressione fiscale che è andata oltre il 70%. E visto che tutti parlano di evasione fiscale, io lo ripeto da anni, bisognerebbe continuare a vedere, anzi verificare e monitorare l'evasione lavorativa. La Sicilia ha tanti dirigenti quanto 9 regioni a statuto ordinario. Volete dirmi cosa fanno questi dirigenti che costano mediamente 300.000 euro l'anno? Perché paghiamo gente per non produrre nulla? Questa è l'evasione lavorativa. Allora concentriamoci su questa e finiamola di dire dei luoghi comuni banali che non hanno mai portato a niente. Di tasse ne paghiamo sin troppe. Abbiamo, come tutti ricordano, anzi lo dico sempre a Canale Italia, 18 miliardi di residuo fiscale. Ma che cosa fa l'Italia di Roma? Taglia i fondi ai comuni veneti, virtuosi, e dà soldi alla Campania che ha una percentuale di comuni in dissesto finanziario che è incredibile. Questa è l'Italia. A Allora, vogliamo proposito, capire, non preoccupiamoci di Trump, guardiamo in casa nostra per piacere, mettiamo i conti, a posto i conti qua in ordine qua, e noi in America, che non abbiamo tempo di guardare Trump.